Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Siamo in diretta dai nostri studi, vado a presentarvi subito l'ospite che oggi ci ha raggiunto qua nei nostri studi. Grazie, buonasera al dottor Maurizio Contorto, lui è un podologo e infatti noi oggi parleremo di... lo scorso anno abbiamo fatto già, ci siamo già visti perché poi questo è un campo molto vasto certo. E per cui c'è sempre tanto da dire e non si fa in tempo in una sola puntata a dire tutto quello che è interessante da sapere, perciò quest'oggi abbiamo voluto dedicare questa puntata alla podologia pediatrica, no? Perché insomma fin dai primissimi anni di vita capiamo bene che insomma il piede è quell'organo sensomotorio, no? Che lavora in sinergia con tutto il resto del corpo, per cui insomma questo serve chiaramente a garantire quella stabilità, no? Al piccolino nei movimenti e tutto quanto, e quindi insomma è giusto dedicargli la corretta attenzione, no? Anche per evitare qualsiasi tipo di problema in età adulta, giusto? Pensiamo già addirittura da neonati come il piede è rappresentato nel nostro cervello a livello della corticale, a livello cerebrale come per 2/3 come organo di senso e 1/3 come organo di moto, per far capire ai telespettatori che ci ascoltano. Uno pensa al piede come un organo di moto immediato, invece il piede da piccolini, già da neonati diciamo che impara prima a conoscere e poi a camminare. Il piede prima pensa e poi cammina. E infatti il bambino neonato porta il piedino dappertutto, in bocca, sul viso, sul capo, non va assolutamente sgridato da parte delle mamme perché è un gesto naturale. È un po' come se fosse un sensore questo piede che da piccolino già neonato va a scoprire il mondo che lo circonda, quindi va a investigare sulla funzione estereocettiva, tattile, riguardo il proprio soma, i rapporti metrici con l'ambiente. Per cui far capire al telespettatore che ci segue, ripeto, è un po' un organo prima di senso, scopre il mondo esterno per poi pian piano iniziare a fare i primi passi nel mondo che lo aspetterà in futuro. È anche vero che le mamme, no? Sin da quando i propri bambini sono piccolissimi, devo dire che pongono, no? Un po' tutti abbiamo poggiato un po' l'attenzione. C'è un po' d'apprensione riguardo i bambini, per cui... Esatto, quindi insomma facciamo caso un po' a come poggiano il piedino, no? E quindi se si nota qualche cosa, questo è sempre un aspetto importante, perché insomma la visita, eventualmente una visita podologica può iniziare anche in tenera età. Sì, iniziamo già dai 3-5 anni, dove i soliti sono dei piedi modicamente lassi, ma se poi sono abbandonati al loro destino possono dare problemi, come vediamo anche in età adulta, poi posturali, coinvolgendo anche le strutture sovrasegmentari a monte. Per cui un po' il piede abbiamo sempre paragonato nelle varie puntate, no? Gli altri anni a queste fondamenta di un palazzo. Poi da adulti andranno a crollare e quindi non reggeranno più il resto del corpo. Ecco, diciamo che insomma questi piedi sono importantissimi, no? Quindi se già sin da piccolini insomma riusciamo a tutelarli, a salvaguardarli, no? E poi da adulti perché insomma sostengono, come giustamente dicevi, il peso del corpo, quindi insomma tutto la struttura. Va a coinvolgere strutture a monte ovviamente. Esatto. Allora, vediamo quali possono essere un po' le patologie, no? Quelle più comuni che comunque poi si possono curare abbastanza facilmente. Di solito vengono alla nostra attenzione la maggior parte delle patologie, il classico piede lasso del bambino, il piede piatto, no? Poi ci sono varie anicopatie, deformità digitali, ma le mamme soprattutto si preoccupano quando hanno questi bambini con queste sindrome pronatori, questi piedini che tendono a crollare. Io simpaticamente li definisco un po' malattia della civilizzazione, del benessere. Il piede ormai nasce pigro, non è più stimolato, magari in Africa dove si cammina sempre scalzi il piede ha gli stimoli primordiali, è difficile trovare un piede piatto, una sindrome pronatoria in questi paesi
è proprio malattia della civilizzazione, del benessere. Il piede ormai lo definisco viziato, dalle Anche babbucce. il piede viziato, Sì, insomma. sì, il piede viziato vuol dire che ormai non ha più stimoli propriocettivi e stereocettivi, per cui farebbe bene camminare sulle scalzi e sulla sabbia, sulla ghiaia, sulla terra, mentre come vediamo preoccupandoci del raffreddore, del freddo. Però anche altro, vero, no? mi viene in mente un'immagine, non so, quei ricordi nel cassetto, no? Cioè quando osserviamo un bambino molto piccolo, per esempio in spiaggia, camminare sulle pietre o piuttosto, no, che sulla ghiaia. Per un po' più l'evoluzione del piede è una cosa Lo meravigliosa. fa abbastanza anche facilmente. Sì, sì, facilmente, è rispetto alla naturale, vita, certo. no? Va a sviluppare quello che è la muscolatura intrinseca e estrinseca del piede, i famosi muscoli cavizzanti, no? Un po' prepara il futuro di questo piede, no? È la ginnastica perfetta Certo. per un piedino. Certo. Invece andarlo a viziare e farlo camminare continuamente scalzo sui terreni lisci, civili, quelli sono Certo. fatti alle ruote, ma non certo a un piedino che ha bisogno di stimoli per crescere forte per il futuro. E le pantofoline, per esempio, molte volte sono dannose. Ci sono bambini che stanno scalzi giornate intere a casa. E allora la forza di gravità ci schiaccia al suolo, questa forza invisibile, per cui ci sovrasta e ci schiaccia il piedino al suolo e ben presto anche un bambino con un piede modicamente lasso raggiungerà da adulto ben presto la deformità, ovviamente. Ecco, allora intanto io faccio prima un annuncio, cioè dico ai nostri telespettatori che se avessero voglia di fare qualche domanda al nostro podologo possono farlo digitando il numerino che vedete in sovraimpressione. E poi anche per la regia un messaggio quando siete pronti. Abbiamo preparato delle immagini, abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico, però speriamo che abbiano risolto, e quando se lo avete fatto ci avvisate, così io dico sempre che anche guardare le immagini è importante. Allora, stavamo parlando dei difetti più comuni, no? Che possiamo annoverare per il piede anche del bambino, non solo dell'adulto ma anche del bambino. Stavamo parlando del piede piatto. Ecco, vediamo quando veramente possiamo dire, no? Penso che ci siano un po', sono tutti uguali i piedi piatti? No, diciamo adesso stiamo parlando un po' in generale del piede classico, piatto vuol dire lasso dell'adolescente, asintomatico, ma esistono anche i piedi piatti seri, vuol dire con problematiche più serie, che hanno un aspetto neurologico, da retrazioni spastiche dei muscoli, da fusioni delle ossa, sinusosi ossee, qualcosa che poi ci vuole ovviamente anche con l'amico ortopedico la componente chirurgica. Certo, a volte insomma una mamma pensa, un genitore pensa osservando, cioè oddio il piede piatto, poi magari non è il piede piatto. Bravissima, no? Quindi un piede magari lasso che va semplicemente aiutato a crescere bene, va stimolato, che è l'80% dei bambini che vengono al mio studio. Alcune volte gli stessi colleghi ortopedici dove ritengono opportuno operare un piede piatto importante, c'è la condizione chirurgica, poi manderanno magari dal podologo per la riabilitazione affinché un plantarino possa ovviamente continuare ciò che è stato l'intervento del collega, del chirurgo, del post operatorio. Anche perché la particolarità, no, del vostro lavoro è proprio questo, questa sinergia, questa collaborazione. Fa parte anche della sfera della riabilitazione, quindi il podologo è colui che poi continua il lavoro dell'amico chirurgo, del collega, dell'ortopedico. Ecco, quindi abbiamo sentito, insomma, nei casi un po' più importanti, e lì è necessario, dove è necessario... Un piede piatto che non è possibile correggere con il classico lasso con un paio di plantari su misura, si interviene. Come si svolge una visita allora, che va a certificare? Certo, 3-5 anni, questa è l'età media, i più piccoli, più sono piccoli, quindi più tendiamo a correggere il bambino, vengono sottoposti a vari esami strumentali, con apparecchiature sofisticate ma altamente non invasive, quindi per il proprio bimbo non c'è nessun pericolo, non contengono raggi X, per cui si fa tutto ormai con i moderni computer. Analizziamo la statica, per esempio, del piedino, anche se a me interessa poco, il piede va studiato in dinamica, quindi se può controllare questo piede, questa struttura meravigliosa, come si muove, come si svolge, no? Per cui studiamo un po', per esempio, se il bambino presenta un'eterometria degli arti, una gambina un po' più corta, un po' più lunga. Abbiamo delle apparecchiature che vanno pure a scannerizzare la colonna, per cui senza bisogno di raggi X, c'è delle apparecchiature sofisticate che vanno a vedere la colonna del bambino, in modo che studiamo anche i piani sovrastanti, quindi retti dal piede, in collaborazione anche col pediatra, con il fisiatra, con l'ortopedico, studiamo questa piccola piantina, no? Come sta crescendo pian piano, per poi ovviamente costruire dei plantari su misura, specialistici e personalizzati.
Ecco, che percentuali di successi ci sono in questi casi? Dipende sempre dal tipo di patologia. Se parliamo del piede piatto lasso, semplice, da stimolare, asintomatico, credo che un 90-95% riusciamo sempre a portare a buon fine. Poi ci sono delle complicanze, quindi neurologiche, retrazioni muscolari, sinostosi ossee, piedi molto più importanti, quindi piedi con cause reali. Lì si deve intervenire ovviamente con l'aspetto chirurgico e quindi intervenire in un altro modo. Insomma, anche poi gli esercizi fisici sono importanti, certo, no? Infatti come dicevo prima, 3 cose consigliamo alle nostre mamme quando vengono al nostro studio. La prima è la ginnastica mirata al piede che stimola questi muscoli cavizzanti. Non si ha sempre la possibilità di andare sulla spiaggia, no? Per quando siamo in Calabria al mare, però d'inverno, non si può. E allora tutte quella ginnastica da fare a casa tranquillamente. Ma tipo camminare? Bravissima, camminare sulle punte e sui talloni, in abduzione, adduzione, anche la muscolatura intrinseca del piede, raccogliere le palline, i fazzoletti con le dita, ciò che l'attiva a prensile delle dita, stimolare il piedino, ciò che purtroppo non va poi col treno liscio a casa, no? Però che anche pedalare aiuta. Pedalare, io molte volte consiglio ai miei piccoli pazienti di pedalare con la bicicletta in casa, togliendo i pedali, praticamente in modo che è un po' come l'attività prensile delle scimmie, no? Vediamo al circo, vanno a prendere il pedale, no? Il perno di ferro, e il piedino è ancora più stimolato nel cavizzare questo tipo di piede che ormai purtroppo è lasso. Ecco, intanto arrivano le prime immagini dalla Ecco, questo l'avevo detto prima, vede il bambino prima, porta dappertutto questo piedino, non va assolutamente sgridato, perché è un modo di comunicare col mondo esterno. Certo. Quindi il piedino, il neonato lo porta dappertutto, ciò che dovrebbe fare la mano, no? Invece lo fa il piede, per poi trasformarsi in organo di moto, pian pianino, si svilupperà e quindi si organizzerà in tal senso. Poi c'è la fase del gattonamento, Gattonamento, no? e poi insomma, pian pianino questo... procureremo anche al bimbo una calzatura ideale e quindi faremo in modo di farlo crescere pian pianino sempre più forte e più robusto, perché in un futuro dovrà ovviamente sopportare il nostro peso per una vita intera. Certo. Insomma, ecco, queste sono le apparecchiature che abbiamo detto prima, dall'analisi statica, vediamo un pochino il bambino come carica su questi piedini, che morfologia ha, che struttura ha, anche se poi possiamo andare avanti, non so in regia. Regia, possiamo andare avanti, grazie. Vediamo quale foto siamo riusciti a salvare. Ecco, questo per esempio è il Walker Ball Dismetry, diciamo balance, è un tipo di macchina dove il bambino sale e mi va a rilevare tramite un display computerizzato l'eterometria apparente, l'eterometria compensabile. Quindi se il bambino cresce per 1000 motivi che non sto qua a spiegare, con una gambuccia un po' più corta, un po' più lunga, andiamo quindi a compensare. Pensa agli atteggiamenti scoliotici o delle sclerosi vere e proprie, quindi un bambino deve essere anche compensato in tal senso. E qui si lavora sempre in equipe con collega ortopedico, fisiatra, per cercare, no? di curare tutto il palazzo, non insomma, ci limitiamo solo ai piedi. In questi casi magari si può intervenire, certo. Quote poi in maniera più evidente sul piede, però abbiamo sentito, insomma, può partire anche da un problema della colonna vertebrale, e l'importante è che insomma si riesca tutto a recuperare. Certo, no? si recupera, è un bambino che sta crescendo, per cui... Andiamo avanti, regia. Ecco, questo invece è il Formetric, apparecchiatura computerizzato, che è dove si effettua una scansione tridimensionale della colonna, per cui ovviamente andiamo a scansionare la colonna e vediamo se sono già degli atteggiamenti posturali sbagliati. E queste radiografie, ovviamente, chiamiamole radiografia, questa scansione elettronica è totalmente priva di raggi, per cui è innocua per i poveri bambini e noi possiamo ripeterla nel tempo. È un'indagine non invasiva che può servire al podologo come al collega ortopedico, come al fisiatra, no? Certo. Analizziamo nel corso degli anni questa colonna, come si sviluppa e come cresce. Andiamo avanti, regia. Vediamo che cosa... Ecco, qui parlavo di quei piedi piatti importanti, quindi da sinostosi ossee, piedi piatti spastici, da retrazione muscolare, da peroneo spastico, quindi sono piedi piatti seri, il resto del tendine d'Achille. Qui il podologo può fare un plantare antalgico, qualcosa che migliori la vita del paziente. Ma in questi casi poi si rende necessario molto l'intervento probabilmente chirurgico. Noi interveniamo nel pre e nel post operatorio per rendere il paziente una vita, diciamo, dare al paziente, regalare al paziente una vita quasi normale, definirei io, no? Certo. Ok, possiamo andare avanti, vediamo la prossima. Ecco, questi sono altri tipi di piedi particolari, come vediamo sono tutti per terra, no? C'è una sindrome pronatoria, per cui crolla il piede, crolla la caviglia. Che età hanno questi pazienti? Qui parliamo di un bambino, un ragazzino, un adolescente di 12-13 anni,
ma qui ci sono delle retrazioni spastiche serie, nel senso che è un piede piatto peroneale spastico, quindi il plantare dà più che altro risolve una situazione andalgica perché hanno già dolori. Infatti il primo sintomo serio del bambino, quando sono dei piedi piatti seri, il dolore, un bambino ha un piede asintomatico, come dice giustamente lei, le mamme si preoccupano perché camminano male, ma è difficile che il bambino si lamenti del piedino, è molto strano, lì c'è qualcosa che non va, qui sono patologie molto più serie che vanno al di là del piede piatto lasso, no? Asintomatico del bambino, del piccolo. Andiamo, vediamo la prossima. Ecco, questa di solito è la solita lamentela di molte mamme, hanno anche ragione, tra zaini troppo pesanti. Lo zaino va portato ovviamente non così a tracolla, ma dietro le spalle, ma distribuire uniformemente il carico. Infatti molti fisiatri come il podologo, solo da una parte andrebbe indossato. Infatti io più che piede piatto, sindrome pronatoria definita malattia della civilizzazione, parlerei di posture in generale, purtroppo cattiva postura, malattia di civilizzazione, non dimentichiamo i cellulari, la PlayStation, la situazione a casa, i computer, ci portano ormai, no, a assumere posizioni sbagliate a scuola quando studiamo, gli zaini. Quindi per quando il piede può funzionare con un buon plantare, poi dobbiamo anche renderci conto che durante la vita quotidiana il resto dal dormire male magari, no? Posizioni scorrette, assumere delle posizioni scorrette. Alla fine siamo più, diciamo, in deficit posturale che altro. Ecco qui il bambino che è allegro, come madre natura l'ha creato, è il caso di dire, può camminare a piedi scalzi sulla natura, quindi stimoli propriocettivi e stereocettivi. Sull'erbetta. Erba, ghiaia, sabbia, al mare, sui ciotoli, no? E poi, insomma, invece le altre immagini ci riportano alla ginnastica, fisico. ovviamente fisica, quindi sulle punte, la pallina, le dita, cercare di stimolare questi muscoli capizzanti intrinsici ed estrinseci del piede. Ecco, questo... Ecco qui la calzatura del bambino, quando deve essere calzatura del bambino. Allora questo è un aspetto importante. Le domande che molte mamme mi fanno ovviamente. Esatto. Allora all'inizio... Ritorniamo in studio, poi casomai ritorniamo lì sulle immagini. Perché la calzatura è merita molto un importante, attimo, certo. un po' di tempo di più. Il bambino fino a un anno di età... Perché sin da piccoli è importante, no? Scegliere la calzatura di solito giusta. Molte mamme vanno diciamo, incontro alle parole di marche, parlano di costo della calzatura, questo c'entra molto poco. Perché magari un'immagina che spendendo una cifra insomma, relativamente alta possano garantire una buona calzatura. Però io vorrei che lei ci spiegasse quali caratteristiche deve avere una buona calzatura per essere definita tale. Certo, molte volte è il contrario. Una calzatura bella, anche molto costosa per un bambino, ormai la moda ci aiuta in tutti i sensi, anche già da bambini, diventiamo tra virgolette fanatici, per cui le mamme vestono le bimbe o i bimbi in maniera esagerata e molte volte la calzatura più elegante e più costosa è quella peggiore, più deleteria per il povero piccolo. Allora la prima scalzatura... Abbiamo sempre detto questo anche per gli adulti. Poi anche per gli adulti. Questo lo diciamo sempre anche per gli adulti, da una vita, perché non sempre l'estetica cammina a braccetto con la funzionalità la fisiologia del piede. La fisiologia. La prima calzatura che il bambino fino a un anno dovrà calzare, ma in quel caso si calza meno possibile, è una calzatura che diciamo ha un aspetto più che altro termico, estetico, quella classe calzatura di un unico pellame, dove non c'è né tomaia e né suola, si flette, la mamma e il papà la possono flettere con le dita a 90 gradi, quindi più che altro un'azione termica, non ha nessun involucro di contenimento, perché il bambino deve sentirsi quasi nudo quando cammina. Solo dopo 15-18 mesi, quando ormai la deambulazione non è più uno strumento, ma proprio si ha la coscienza del camminare. Scusi, non è più un gioco il camminare per il bimbo, ma è uno strumento. Poi il bambino acquisisce il fatto di camminare. Lì forniremo al piccolo una calzatura un po' più seria, più tecnica, quindi con trafforti rigidi che vanno al di sotto dei malleoli, quindi guidano un po' il calcagno, no? Il tallone, che molte volte va in valgismo per cui scivola, no? Bascula, una punta molto ampia, flessibile per il famice e poi rigorosamente, ci tengo a dirlo, con i lacci. I lacci, non esistono cerniere, non esistono stivali, non esistono velcri, perché il laccio ha buona azione contenitiva per quel piede che accompagna la scarpa e lo guida nella direzione giusta. E come abbiamo già detto in precedenza, mai scalzi a casa, perché un piede modicamente lasso, piatto, raggiunge ben presto la deformità. È normale. Poi ci sono anche le ciabattine, no? Che sono, ecco, le ciabattine per stare in casa, diciamo, sono l'ideale. No, le ciabattine sono instabili perché il povero bimbo la trascina.
perché usa il soggetto un bambino di 2 o 3 Quindi anni. anche in casa le scarpette? Le scarpette tutto il tempo, poi la sera magari i calzettoni antiscivolo, no? Ok. I famosi pupazzetti in modo che hanno un'azione più che altro termica. Poi il bambino immagino che ha finito la serata, una volta che mangia va a dormire, quindi diciamo starà poco in piedi. L'importante è che tutto il giorno questo piede viene ben fasciato e viene seguito. Invece le pantofole vengono trascinate, gli infradito per le femminucce vengono trascinate, quindi il piede è un piede lasso a quell'età Certo. e quindi non può creare anche stabilità la scarpa. Ok, quindi abbiamo sentito le caratteristiche insomma, corrette che deve avere una buona scarpina e quindi anche in casa finché insomma, non si va a nanna la sera è conveniente tenere sempre il bambino con la scarpa anche in casa. Andiamo avanti regia con le successive immagini, vediamo che cosa ci propongono. Eravamo rimasti agli esercizi fisici, vabbè, eccolo qua. Ecco, qui parliamo di plantari. Ho voluto mettere questa foto a livello provocatorio per far capire ai pazienti, in questo caso agli adulti, quando si parla di correzione con dei plantari e si parla di podologia, è un plantare mirato, perché ci sono 1000 tipi di piedi piatti, 1000 soluzioni, 1000 plantari. Ok. Questi sono dei plantari preformati, di serie, le famose solette. Noi l'abbiamo sempre detto anche in altri che non ha niente momenti. a che vedere col vero plantare ideato su misura per quel piccolo che arriva in serie. Allora, quando molti dicono, vediamo anche tanta pubblicità in Certo. giro, sentiamo e vediamo, di questi plantari già insomma, pronti Di e serie. preconfezionati Sì. di serie, che magari una persona fiduciosa, no, nella pubblicità va, acquista e... Certo. Però insomma stiamo sentendo che non è proprio l'ideale, perché abbiamo sentito il plantare deve essere personalizzato. Questo vale sia per i bambini che per gli adulti, no? Noi quando abbiamo fatto anche la puntata dedicata agli adulti ci siamo soffermati a lungo su questo. Quindi va fatto su misura. Specialistico e personalizzato. E personalizzato. Il podologo può fare un plantare in 500-600 modi diversi, un'infinità. È un po' come per fare l'ottico e avere 2000 tipi di occhiali. Adeguiamo agli occhi del paziente. Quindi il piedino va prima studiato in maniera sofisticata con quei macchinari adatti. Perché anche se mi porta 2 o 3 fratellini, anche gemelli, ognuno avrà il suo piede piatto, tra virgolette, o la sua patologia. Quindi deve essere tutto quanto mirato. Poi se mi consente, prima per la calzatura volevo mandare un messaggio importante alle mamme. Pure cambiare spesso la calzatura, non si cambia un bambino la calzatura quando va incontro all'usura, non si aspetta l'usura. Pensi che un bimbo da 1 a 3 anni il piede cresce da tabella pediatrica tipo ogni mese e mezzo, quindi in teoria almeno ogni mese dovrebbe cambiare da 1 a 3 anni la calzatura e deve essere sempre più grande di un numero, un dito di traverso dal ditone più lungo che potrebbe essere l'alluce o il secondo dito, il bambino deve avere un dito di spazio davanti affinché il piedino può crescere dentro. Quindi non deve essere proprio non è l'adulto che il piede a quel numero rimane tale. Un po' la calzatura cambia di numerata, sappiamo secondo delle marche, però sembra abbondare un po' come vestitini affinché il piede possa crescerci liberamente dentro, ovviamente. Ok, quindi abbiamo detto un dito di traverso, quindi quando si Un acquistano centimetro, le scarpe ben allacciato, così dà stabilità, fare ma sempre un po' prova. più spazio, certo. Certo, perché poi il piedino un po' scivola, quindi è giusto che trovi questo Certo. spazio anteriore che non gli vada a costringere. Allora, questo abbiamo detto per quanto riguarda un piede piatto che può essere, come dire, corretto, perché abbiamo sentito esistono tanti tipi più o meno gravi, ma un piede piatto, insomma, non tanto grave, che si riesce a correggere con quello che abbiamo visto, quindi l'esercizio fisico, la calzatura corretta. Più che gravi definirei la causa, dipende dalla causa del piede piatto, certo. no? Se abbiamo i piedi lassi o piedi morbidi, piedi che vanno semplicemente irrobustiti, è tutto più facile, no? Certo. Basta stimolare i muscoli, un buon plantare fatto su misura, la scarpa adatta, la ginnastica adatta e il bambino evolve, diciamo, in benessere una meraviglia, inizia a crescere pian pianino fino all'età adulta, che poi parliamo di 12-13 anni di età, no? Certo. Quando poi raggiunge l'adolescenza, quel piede è formato ormai, è arrivato. Bene, allora noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, cari amici non cambiate canale perché ritorniamo tra pochissimo, pochi minuti e siamo con voi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Allora, noi nel break pubblicitario si stava parlando un po' dell'importanza dell'esercizio fisico, no? Che va in aiuto in questo caso al podologo per la riabilitazione di alcune disturbi, diciamo così, del piede in età pediatrico. Abbiamo parlato del piede piatto, e l'altra situazione che anche comune, che spesso si verifica, qual è? Di solito vengono anche magari dei piedi cavi o dei piedi torti, sono patologie molto particolari. Adesso parlare di piedi in questa sede ne possiamo parlare per ore e ore, però se il piede piatto è l'80%, il resto è anche un piede cavo, ecco, situazione opposta, dove l'arco si è formato troppo. Ci sono anche qui varie varianti di piede cavo, dal piede cavo valgo, che per esempio è un ex piede piatto. Molti amici lo confondono per un piede piatto, ma alla fine questo bimbo all'arcata ma crolla internamente, sembra una sindrome pronatoria, quindi dal piede piatto lo curiamo, quindi è un piede piatto un po' mascherato, al piede cavo di origine neurologica, quindi situazioni molto più serie, dove ci potrebbe essere una componente chirurgica o di mantenimento, perché noi facciamo poi dei plantari antalgici affinché il piccolo bambino, in questo caso anche un adulto, possa affrontare una vita normale, che ricordiamoci sempre che poi un piccolo ben curato a questa età non sarà un adulto con grossi deficit motori e quindi posturali, quindi è importante in tenera età cercare di correggere tutto ciò che si possa correggere. Sia nel caso del piede cavo che nel caso del piede piatto, perfetto. E poi un'altra situazione che può anche presentarsi agli occhi. Molti bambini, è ovvio, è scontato, associano questo dismorfismo del piede alle deformità digitali. Le mamme, la cosa che più si preoccupa, tipo hanno preso appunto ereditario dalle nonne, deformità digitali, a luce valgo dell'adolescenza, atteggiamento a griffe, a martello delle dita, a collo di cigno. Abbiamo qualche foto? Credo se siamo sì. Fortunati, forse. Vediamo un po'. Se siamo fortunati abbiamo salvato qualcosa. Vediamo un po' se possiamo vediamo la andare regia avanti. che cosa ci manda, no? Perché anche in base alle fotografie cerchiamo di capire, ecco, cerchiamo di spiegare. Ecco meglio. qua, benissimo. Allora, questo credo che è un adulto, ma giusto per far capire, l'ortoplastia, quella scienza che cerca di rieducare funzionalmente e strutturalmente proprio tutte le deformità digitali. Allora, il podologo dipende anche dalla manualità dell'operatore, mescolerà questo tipo di silicone, prende proprio l'impronta dell'editina, di queste piccole dita, e va a costruire queste ortesine, questi aggeggi, queste protesine che vanno a rieducare l'età dei bambini. I bambini possono camminarci tranquillamente. Possiamo andare avanti, regia, forse la prossima foto è più... qui si lavora, avanti. Perché e questa abbiamo... Vabbè, dai. Vabbè, qui si lavora, per cui poi viene una specie di linguina su misura che il bambino la calzerà tranquillamente. Immaginiamoci la consistenza una della gingommina, una plastilina che va no? lavorata, per cui riusciamo a rieducare funzionalmente le dita. Quando i poveri genitori vengono preoccupati nel mio studio, nel nostro istituto, con deformità digitali, dita che vanno sopra l'altro, sovraddotte all'altro dito, il terzo sul secondo, il secondo sul primo, o la tendenza di una luce valgo magari, no? Ecco, io voglio dire, grazie regia, voglio dire quanto tempo poi, in questo caso sì, abbiamo sentito sia i bambini... In questo caso è successo al 100% in un paio di anni. In un paio di perché anni, parliamo di dita molto morbidi, irriducibili, ecco. Non parliamo di dita da adulto, no? Un adulto, Certo. abbiamo già visto in passato, le compensiamo con l'ortoplastia, no? Se uno ha un dito a martello, un atteggiamento a griffe delle dita, noi compensiamo con un'ortesi da adulto. La bellezza di un bambino di tenera età è che le dita sono ancora più morbide, sono più malleabili da correggere, quindi bastano 2-3 anni al massimo e le dita saranno perfettamente in linea, perché le dita non ci dimentichiamo che sono le gomme di quest'automobile, l'attività prensa delle dita è importantissimo, la stabilità che dà le dita all'aspetto locomotorio del biomeccanico del piede è importantissimo. Di solito è difficile avere un piedino con qualche patologia e delle dita completamente diritte, sono le dita che fanno preoccupare il pediatra o lo stesso genitore e poi arriva l'attenzione del podologo. Ecco, queste ortesine, no? Abbiamo sentito che in un paio d'anni potrebbero risolvere e ricondurre la situazione del bambino alla normalità. Sì. Vanno calzate, indossate tutti i giorni oppure... Tutti i giorni, nelle calzature, mentre il bambino cammina, fa le cose normali. Dobbiamo immaginare come una garzina, un cerottino, una cosa talmente sottile, viene che lavorata, non dà disturbo, non dà nessun disturbo. Okay, no, va no. bene. Poi la notte vanno tolte e il bambino può metterle a posto, no? Come gli occhiali, no? Quindi non usarle perché non sono apparecchi notturni. Notturni, gli apparecchi notturni digitali
noi siamo un po' contrari come podologi perché comunque la notte tu dormi, il piede non cammina, quindi c'è poco da correggere. Certo. È più un discorso commerciale, no? Ecco. Come ha detto giustamente lei, se ne vedono tantissimi in televisione, Certo. tutori notturni, vi dicendo. E negli adulti molte volte dove il chirurgo, l'ortopedico intende operare non da bambini magari da adulti, come già abbiamo visto in passato, il podologo può aiutare l'ortopedico anche in questo caso nel post-operatorio. Cioè, Quindi nella nella fase diciamo, post-operatorio di recupero funzionale, certo, dove l'ortopedico va a operare di tutte quelle deformità digitali già da adulto. Noi con le ortoplastie, con le ortesine possiamo mantenere bene per un po' di tempo, no, la correzione effettuata dall'amico chirurgo. perché diciamo che ci possono essere queste deformità congenite, no? Insomma il bambino nasce Certo. con questo problema. Ci può essere anche come ereditaria, ma tutte le nonne sono quelle che più apprensive, che si preoccupano, sì, no? è vero, è vero. Fanno in modo di non far rovinare poi i piccoli nipotini, Certo. visto che la podologia è una branca nuova, giovane, c'è da 20-30 anni in Certo. Italia, magari ai tempi loro non esisteva il podologo come figura professionale. E quindi ovviamente oggi si può fare tanto rispetto ad anni passati. Certo, questo è anche vero, ma poi anche immagino l'importanza, no, in questi casi di agire tempestivamente, Sì. proprio per evitare poi insomma, che crescendo Iniziamo questo già a problema... 3 anni, anzi in quel caso più sono piccoli meglio è. Già dai primi passi, dai 3-4 anni, riusciamo a correggere brevemente le deformità digitali dei bambini, in pochissimo tempo. Devo dire che molte volte si dà più importanza magari al piede che cammina male, che usura la calzatura in maniera scorretta. Ecco, quando vediamo la calzatura, perché spesso no, avviene che vediamo la calzatura usurata in un Certo. posto particolare È il primo sintomo che fa preoccupare il ecco, genitore, sì, sì. però danno più importanza all'appoggio del piede e per quanto riguarda le dita viene sempre giustificato come a dire vabbè, preso da mamma, da nonna è normale, no? Se hanno inventato le dita c'è un motivo biomeccanico, quindi le dita devono essere ancora più diritte, no? Devono essere in asse rispetto al piede, per cui è una cura che va di solito E quindi in associata. questi casi insomma è importante Intervenire fare precocemente. una bella visitina dal podologo perché insomma ci può chiarire le idee e soprattutto se dovesse riscontrare qualche piccolo problema intervenire tempestivamente perché abbiamo sentito che anche questo ricopre la sua importanza, no? Allora, io ho letto che anche l'igiene quotidiana del piedino in questi casi è molto importante. Certo. E poi vorrei anche che ci accennasse qualcosa sulle unghie incarnite, Certo. perché anche nei bambini a volte rappresenta veramente... Certo. Per questo abbiamo citato l'importanza della calzatura, perché molte volte abbiamo deformità digitali o onicopatie in generale, dovuto a una calzatura che abbiate in ritardo. Lei pensa a una mamma che compra una calzatura a un bimbo da 1 a 3 anni e non pensa mai che fra un mese il bambino è già cresciuto. Magari aspetta il bel tempo, aspetta di cambiare dalla primavera all'inverno e non è un adulto. Il bambino cresce ed essendo asintomatico non si lamenterà mai. Il bambino, definisco quel piedino una mozzarellina, molto no, plasmabile, Certo. malleabile. Non è l'adulto che può fare un callo, una callosità, un diloma, una vescica. Quindi il bambino, il poverino, sta zitto e in silenzio Non si e lamenta. sopporta mai. Infatti poi le mamme si preoccupano, quindi ripeto, una calzatura sbagliata porterà a vari tipi di onicopatie e anche deformità digitali. Se le dita devono allungarsi, devono dare lo spazio giusto, la deformità a breve tempo di griffe, arteggiamento sbagliato delle dita è facilmente diagnosticabile. Certo. Molte unghie incarnite o altre onicopatie, onicogrifosi, abbiamo spessimenti delle unghie, no? Onicocripitosi, nel senso che un po' come l'unghia calcificata dell'anziano, molte volte anche il bambino da microtrauma può portarmi unghie particolari. Anche lì il metodo podologico cercherà di asportare l'unghia infetta, in questo caso, con una cura, una terapia anche antibiotica, eliminerà la causa, perché solamente asportare l'unghia servirà a poco, salverà l'unghia in quel momento e poi anche lì si può intervenire tra virgolette chirurgicamente, in quei casi ci sono grosse recidive, però con un bambino l'iperidrosi per esempio porta un'unghia incarnita, sono bambini che soffrono sudorazione, in questo caso ci sono dei talchi. anche qui ritorna l'importanza della calzatura, perché se il piedino insomma è sistemato in una calzatura adatta, idonea. Parliamo di funghi, di batteri, di patologie particolari, quindi ovviamente è importante, Certo. no? Salvaguardare anche questo. Molte mamme, per esempio, lavano spesso i bambini, questo vale per tutte le pelli del mondo, è come un vestito che lo laviamo più volte, si consuma, no? Certo. Quindi la stoffa si consuma, il pH cutaneo di un bambino è molto delicato, quindi lavare, avere la mania dell'igiene su un bambino, un po' anche sull'adulto, sul bambino è sbagliatissimo, no?
combinazione, guarda un po', tutti i bambini malati dal punto di vista dermatologico sono i bambini purtroppo più puliti, magari dei bambini scalzi che non hanno, diciamo, un po' più sfortunati di noi, li troviamo continuamente, no? Li vedi scalzi ai semafori magari, o ragazzi disagiati, eppure non prendono mai una malattia, si accorto con la natura, Sì, non hanno neanche le siamo calze. spesso ce la facciamo questa domanda. I no? nostri In realtà- bambini sono quelli più coccolati, ma purtroppo sono quelli europei, non sono quelli più malati, no? Dal punto di vista anche del raffreddore, della febbre, un po' come il bambino della campana di vetro. Da questo punto di vista, un bambino che le suda, allergie, anche nel campo delle allergie è la stessa. il bambino che viene lavato spesso i piedi 2 o 3 volte al giorno, magari con acqua calda, andiamo a fresare le unghie, a pulirle, a tagliarle come mamma o nonna vuole, no? Tipo estetista, fare le unghie anche carino a una giovane bambina. Andiamo a rovinare ciò che è la protezione dell'unghia, quindi è un'altra cosa l'unghia incarnita. Tra le varie cause, per esempio, anche un appoggio sbagliato può provocare un'unghia incarnita, un dito che urta su un altro dito, quindi non solo la calzatura. Da un appoggio sbagliato molte volte può incidere anche la crescita dell'unghia. Certo. Le unghie sono lo specchio dell'appoggio. A seconda dei traumi che ricevono, ovviamente capiamo quel piede come viene trattato. Certo. E abbiamo sentito prima che anche in questi casi, nella fase di recupero, sono molto importanti gli esercizi fisici. Quali sono quelli maggiormente indicati a seconda di una di queste patologie che abbiamo menzionato? Certo. Allora, di solito l'esercizio che io indico sempre alla mamma da seguire col bambino è l'esercizio sulle punte, quindi cercare, no? Tipo il ballo, cercare, quindi specie le femminucce, e cercare di andare sulle punte, le semipunte io le chiamo, Sì. in modo da andare a stimolare quei muscoli cavizzanti, che se il piedino è per terra andiamo a stimolare. In questo caso insomma, la danza classica, no? Che va, Sì, può fare porta... bene in questo caso ovviamente, perché invece per le femminucce. Quello che molte volte non va bene è il calcetto per i C'è anche maschietti. qualche maschietto che fa la danza classica. Certo, Sono capitato in pure a me, minoranza. sì, in minoranza. Sono in minoranza, ma ci sono. È Poi, uno sport un po' deleterio per i giovani bambini, presentano questo tipo di pazienti, certo, è il problematiche. calcio, perché molte volte la scappetta da pallone in un bambino di genere età che è molto stretta, con i tacchetti, i traumi del pallone, i campetti rigidi, no, il consintetico, vanno a traumatizzare ciò che ovviamente va a distruggere dei tegumenti, delle ossa che sono ancora in via d'accrescimento. Ecco, in questo caso In questo cosa caso consigliamo? interveniamo almeno, perché sotto è una passione del pallone, quindi è difficile distogliere, no, il piccolo bimbo dal pallone, no? Allora in questo caso interverremo con un blandare per lo sportivo, tamponiamo, mordiamo questa interfaccia affinché il bambino si goda il calcio, ma con un blandare studiato per il pallone specificamente, o va un po' a isolare il piedino da questi tacchetti, no? Fa da shock absorber e in più corregge anche giocando a pallone queste patologie, no? Che si presentano, perché poi ci sarà il blandare da pallone, per capirci, da sport, e quello del quotidiano correttivo da scuola. Certo, insomma, che sono, ognuno svolge una funzione differente, Diversa, no? cambia il materiale, cambia la Certo. specificità del materiale, lo shock absorber, è un po' come avere 1000 stoffe e 1000 vestiti, no? Vestito da sera o vestito da pranzo, no? Sì. Infatti io dico quasi un sarto, no? Sempre fa misurare il vestito, la paziente o il paziente cammina 2 ore per lo studio con il nuovo blandare e misura questo vestito su misura per il suo piedino. Certo, Poi si controlla il bambino a distanza di 20 giorni con la mamma per capire come va. E poi si fanno i controlli semestrali e un po' cresciamo questo bimbo, molte volte ci affezioniamo a questo piccolo, no, paziente, perché poi alla fine, non dico padre, ma zio, no, putativo, di solito possiamo passarci insomma, per zii, perché ogni 6 mesi, per anni, non riusciamo. Perché questi controlli poi sono importanti, no? I controlli periodici. Sì, infatti è la cosa importante, dico sempre alle mamme, è un po' affiancato il podologo al pediatra, nel senso che al pediatra si chiede sempre mio figlio come cresce, come sta crescendo, in senso di sviluppo. Al podologo è una patologia, comunque è una professione parallela, dicono sempre il figlio come cresce, diritto o storto, nel senso che parliamo sempre di postura, quindi un po' si fanno i controlli periodici dal pediatra, certo. Il podologo segue anche il bambino fin quando riesce a raddrizzare completamente questo piccolo alberello, questa piantina iniziale, che poi sarà comunque un albero, una quercia robusta futura. Certo. Da adulto, come ben sappiamo, prendiamo il giovanotto da 14 anni in su, ormai per noi adulto, patologicamente parlando, quindi possiamo solo compensare la patologia. È normale che è meglio curare un quindicenne e trattarlo da adulto, che non quando poi sarà papà a 40 anni o non 80, no?
Certo. Poi lì si interviene come un'automobile, quello che c'è rimasto da intervenire e da curare. Certo, facendo un discorso all'incontrario, sempre rimanendo nell'ambito dell'esercizio fisico, no? Può un giovane paziente, in questo caso, magari avere dei problemi causati proprio da un tipo di attività fisica o di esercizio fisico non proprio adatto, non lo so, alla sua struttura fisica? Allora, di solito, come ho detto prima, il calcio è quello che un pochino con i tacchetti e le rovina un po'. Poi sono alcuni sport asimmetrici, simmetrici, che svolgono gesti ripetitivi e non. È ovvio che si sa, lo sport completo per eccellenza è il nuoto, ma anche lì ho visto molti nuotatori con la postura sbagliata, perché ripetersi quel gesto atletico negli anni, già da bambino, se non è fatto in maniera corretta, quindi anche il nuoto fatto in maniera scorretta, può intervenire sulla postura. Certo. Io ho visto dei bambini che da quando sono messi a nuotare, ma seguiti male, proprio con quell'esame, quella scansione tridimensionale della colonna, Certo. mi andavano a peggiorare la loro postura della schiena invece di migliorarla. Certo. E poi abbiamo scoperto che non venivano per niente seguiti, ma erano un po' allo sbando, nuotavano e basta. Anche lì c'è un istruttore preparato che sappia usare il nuoto, no? Quindi come terapia adatta a quel tipo di patologia. Assolutamente. Quali sono i segnali che un genitore, anche un papà, una mamma, no? Devono captare per poi recarsi dal podologo? Certo. Perché Allora, spesso o si sottovaluta, perché ci sono persone molto, molto ansiose, magari che si certo. preoccupano, però ci sono anche persone al contrario, no? Che Certo. sottovalutano alcuni segnali. Molte volte l'aspetto ereditario è importante, in famiglia c'è sempre una nonnina con i piedi magari deficitari e quindi già occhio il genitore si rende conto che il figlio, no, il nipotino da qualcuno deve prendere dal punto di vista ereditario, quindi Certo. interveniamo sempre in tempo. Poi è normale che l'usura della calzatura, oppure alcune volte il bambino fa fatica a venire appresso al genitore. Io vedo genitori che trascinano i bambini come se un bambino di 3-4 anni può fare lo stesso passo di un adulto, oppure magari in una fiera, in un lungo percorso, il bambino si stanca facilmente. Devo ricordare che per esempio il classico piede piatte molte volte incide anche sul carattere del bimbo. Sono bambini che tendono anche all'obesità. Il bambino ha difficoltà anche socialmente a inserirsi, perché magari il bambino schietto che può giocare a pallone e può correre tranquillamente, un po' prova ad emarginare un bambino magari che non riesce a camminare, ha difficoltà, magari tendendo anche all'obesità, non è facile neanche socializzare, Certo. e quindi ritorno anche ha un ritorno psicologico anche sul carattere. Io vedo bambini felici che poi magari con un mandarino raccontano alla mamma posso giocare a pallone anch'io, mi stanco di meno. Quindi poi il genitore si rende conto che il bambino loro definiscono magari il carattere, mi dicono sempre, raccontano mio figlio non solo mangia male, mangia in maniera scorretta, non riesce a farlo dimagrire, ma soprattutto non gli va di fare niente. Ma è normale perché se per lui è uno sforzo, già il semplice camminare, pensi a fare uno sport specifico, no? Un bambino magari obeso con un piedino con una sindrome pronatoria, questo piede che dovrebbe vincere la forza di gravità, no? Mentre i cani e i gatti sono a quattro zampe, come sempre detto, per loro è facile camminare, o il neonato a gattonare. Certo. Invece il piede è un organo tridimensionale, quindi un organo antigravitario che vince la forza di gravità e ci fa stare in equilibrio. Non si è mai visto l'adulto che fa la fila in banco alla posta, non sta mai fermo. Porta il baricentro corporeo prima su un piede, dondoliamo poi sull'altro, per non è stanchezza, invece noi siamo alla ricerca costante di questo baricentro corporeo, perché lì sta intervenendo la forza di gravità, questa forza invisibile che ci schiaccia e ci sovrasta al suolo. E il piede è una struttura meravigliosa, ci regge una vita. Mi consenta di dire quello che dico sempre ai miei pazienti. Secondo recenti studi americani, un uomo di 50 anni che fa vita sedentaria, non parliamo dello sportivo che lì è esagerato, casa, chiesa, ufficio, in 50 anni ha percorso nella sua vita almeno 120.000 chilometri a piedi, cioè il giro della Terra per ben 3 volte, cioè come il giro della Terra è 40.000 chilometri. Pensi i primi 50 anni di età cosa compie un piede, ci sopporta da 50 anni una vita intera. Pensi dopo in età magari ancora più adulta. Pure la stessa casalinga che sta in casa con i piedini, che tra virgolette non esco, cammino poco, invece non è vero perché magari in casa si fanno chilometri e non se ne rende neanche conto. E il piede lì come struttura antigravitaria sta lì a sopportarci una vita intera, quindi l'importanza è dire da bambini. Il bambino ti accorge che si stanca, viene trascinato, usura sbagliata della scarpa, inizia a lamentarsi, è svogliato. Ecco, molti dicono i genitori, il carattere di mio figlio è un po' svogliato, non va di fare niente, poverino, non è che non gli va di fare niente, non riesce a fare niente, Certo. perché fare un passo a questi bambini hanno grosse difficoltà.
per fortuna risolvibile, non ci parte del caso, con queste difficoltà. Il bambino con un piede cavo è un piede dinamico. Bisogna coglierli questi segnali, no? Perché sono importanti, insomma, magari uno dice, vabbè, non ci pensa, è svogliato, chissà perché è pigro, no? Però, insomma, sotto sotto poi c'è questo tipo di problema. Una cosa che mi diceva poc'anzi, dice io durante la mia attività quotidiana, durante il mio lavoro, vedo tanti, ma veramente tanti bambini, no? Sì, tantissimi. Perché sugli adulti abbiamo sempre detto, vabbè, la problematica, proprio per quello che abbiamo appena sentito, insomma, sti poveri piedi sono veramente nel mirino, no? Però, insomma, sentire che ci sono tanti bambini, un numero così alto, fa anche pensare, no? Per questo io definisco sempre il malattia del benessere. Una volta, faccio una battuta, dico sempre ai miei pazienti, nei tempi della guerra, stava scalzi, non c'erano i parquet, terreni lisci. Per carità, non c'era il benessere di oggi, ma il piede è nato, no? Il piede ancestrale, dai primitivi, ha avuto le sue evoluzioni. Lei pensa che il piede ha avuto nel corso dei secoli un progressivo restringimento del poligono d'appoggio e un innalzamento del poligono del baricentro corporeo. Quindi siamo dei soggetti stabili. Quindi è normale che stare in piedi non è per niente facile. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è scaduto e lo so che l'argomento, insomma, sì. Abbiamo ancora 2 minuti. Abbiamo ancora 2 minuti, benissimo. Allora, volendo ricapitolare, no? Vogliamo dare dei consigli anche a tutti, in questo caso i genitori che sono all'ascolto. Ai genitori quello che mi sento di consigliare è di fare una certa attenzione nella cura delle scarpe, osservare il bimbo, perché un bimbo... No, una cosa, scusi se la interrompo, ma una cosa che mi ha colpito, no, è il fatto della calzatura che dopo un mese va cambiata, no? Ecco, da 1 a 3 anni, man mano che il piede cresce ovviamente... Parliamo sempre di 1 mese, 2 mesi, da 3 a 6 anni, 2 mesi e mezzo, da 6 a 9 ogni 4 mesi. Man mano che il piede cresce lentamente, no? Possiamo, però per i primi anni di vita è normale che va cambiato molto più rapidamente, continuamente, perché il piedino poi è costretto in quell'involucro. È un aspetto veramente importante, no? Questo, perché magari non ci si pensa tanto, no? Infatti dico sempre alle mamme, poi un mese passa veramente in fretta. Dico sempre alle mamme che nel mio studio, se devi sbagliare, è meglio sbagliare, prendere la scarpa leggermente più grande, ma mai più piccola. Un piede sta bene una villa a 3 piani, però averla più piccola causiamo grossi problemi. Abbiamo finito, regia? Sì, ecco. Va bene. Allora, grazie veramente, grazie al dottor Maurizio Contorto per essere stato con noi, grazie a voi amici per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana, una puntata veramente all'insegna del Natale, non vi anticipo niente, sarà una sorpresa e quindi vi aspetto mercoledì prossimo sempre alla stessa ora su Teleuropa. Grazie ancora, buona serata. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.